Sindaci che decidono di spegnere l'illuminazione pubblica e amministratori che pensano di dimettersi. Scoppia la rivolta dei comuni. Rivolta contro la manovra del governo. Domani sera molti sindaci trevigiani lasceranno al buio i loro centri e mercoledì prossimo comuni e provincia manifesteranno a Roma. Intanto il sindaco di Susegana si dice pronto per protesta a delle clamorose dimissioni. Sentiamo. I lampioni spenti, le strade buie, ma questo sabato sera di tenebre non sarà dovuto a un accidentale blackout. Lo stop all'illuminazione pubblica per un'ora dalle 21:30 alle 22:30 sarà infatti la modalità con cui diversi sindaci della Marca manifesteranno contro la manovra del governo. Da Santa Lucia di Piave a Casier, da Maserata a Pieve di Soligo, da Spresiano a Casale sul Sile, centri avvolti nell'oscurità come forma di protesta contro i tagli, ma anche come dimostrazione dei loro effetti sull'erogazione dei servizi. Non accettiamo più supinamente queste scelte, perché ci hanno sempre preso per gente che protesta ma poi abbassa la testa e lavora. Siamo stufi, siamo arrivati alla fine, siamo comuni virtuosi. E questo sarà solo il primo passo di una marcia che mercoledì 23 giugno porterà a Roma i comuni e pure le province. Noi non possiamo dare i soldi ai trevigiani alla Roma, essendo che Roma continua a chiedere soldi sui trasferimenti quando trasferimenti non ce ne sono più. L'alternativa è chiudere i municipi, come hanno sottolineato anche i primi cittadini trevigiani a Loreggia, il comune padovano più penalizzato d'Italia. Gli amministratori locali stanno perdendo la pazienza. Ricordo che noi siamo al governo come Lega solo ed esclusivamente per arrivare al federalismo. Se questo non arriverà, chissà, prenderemo altre strade. L'esasperazione è tale che non sono escluse clamorose iniziative. Secondo me il prossimo anno le spegneremo per sempre le luci, dunque è questione solamente di attendere. Vorrei qualcosa di più incisivo. Se dovesse servire per chiarire la situazione sono pronte le dimissioni.